Amici di Effetto Serra e Oristano Rosso Blu, buonasera, bentrovati a questa nuova puntata della rubrica 45 minuto. Siamo quasi alla fine del primo tempo della sfida tra Parma e Cagliari. Rosso Blu in vantaggio col gol di Zortea al 35esimo. Ciao Fabrizio, buonasera, bentrovato. Ciao, buonasera a tutti. Andiamo anche fra un attimo a inserire anche il buon Bruno, che vedo che si sta preparando, anzi è pronto. Eccolo qua, ciao Bruno, ben trovato. Ciao, anche ragazzi. A te, buonasera. Partiamo da Fabrizio con la disamina di questo primo tempo, poi andiamo anche da Bruno Il primo tempo, diciamo, il primo tempo ufficialmente. È finito 0-1 a favore del Cagliari. 0-1 per i Cagliari con la rete di Zorte al 35esimo. Ma mi verrebbe da dire finalmente una squadra di Davide Nicola. Le squadre di Davide Nicola sono sempre state improntate sull'aggressività, sul pressing, sul fraseggio, sul giocare stretti. Ecco, oggi perlomeno, ovviamente stiamo parlando di quello che abbiamo visto nel primo tempo, riconosco una squadra allenata da Davide Nicola. Ma lo dico in senso finalmente come per dire, l'aspettavamo dall'inizio. Sicuramente la Coppa Italia ha fatto bene all'ambiente, ha fatto bene ai giocatori, ma ha fatto bene anche a Davide Nicola che ha messo mano finalmente al modulo. Stiamo giocando con, per chi ama i numeri, con un 4-2-3-1, vale a dire con 4 di difesa, Palomino questa volta in panca. Ottima l'idea di rimettere mano anche in difesa con Zappa terzino destro e non più braccetto o centrale, e Obert, considerando che loro hanno 3 punte molto veloci e giocare con Augello magari sarebbe stato un rischio, considerando che Luvumbo da quella parte difficilmente rientra. Invece mettere un marcatore lì è stato grande segno di intelligenza. Così come giocare con 2 mediani tutto corsa come Adopo e Macumbu, anche la riscoperta di Macumbu è una buona notizia. E chiudiamo con i 3 davanti, i 4 davanti, 3 trequartisti, 3 mezze punte. Zortea di fatto sta giocando largo a destra, ma è una seconda punta, infatti è arrivato il gol grazie a un suo colpo di testa. Luvumbo e Viola, il famoso trequartista che noi stavamo cercando dall'inizio del campionato da far giocare vicino alla prima punta. Ecco, questo è il Cagliari al momento, secondo me, migliore visto in questo inizio di stagione, però non voglio portare via tutto il ragionamento anche a Bruno. Vai Bruno, a te la parola. Ma a mio giudizio la vera novità è rappresentata dallo schieramento di Macumbu, di 2 giocatori che giocano a calcio, Viola e Macumbu, cioè la vera svolta è rappresentata proprio da 2 giocatori che sanno innescare le punte, 2 giocatori che sanno dirigere il gioco. Questa è certamente la vittoria in Coppa Italia è stato uno stimolo, insomma, ecco, dopo 3 sconfitte consecutive, anche se parliamo naturalmente di Coppa Italia, quindi di una vittoria contro una squadra di Serie B, però sono sempre delle pillole di ottimismo preziose, importanti per il morale, perché ritrovarsi ultimi in classifica purtroppo, ahimè, siamo abituati da una vita, insomma, a queste posizioni, però non ci si abitua mai, Quindi ecco, Obert molto interessante in quella posizione, Zortea al di là del gol, lì è stato bravissimo Luvumbo a pennellare veramente uno spiovente, un pallone che ha superato tutti i difensori del Parma e ha messo proprio nella condizione migliore Zortea per schiacciare da posizione comodissima. Un buon Cagliari, come diceva Fabrizio, ecco, l'atteggiamento importante, combattivo dal primo minuto. Direi che il primo tempo è stato dominato dal Cagliari. Peccato per quel gol annullato nel primo quarto d'ora, però ecco, il Cagliari sta vincendo meritatamente, ma io ripeto, ho visto giocatori che danno del tuo al pallone, giocatori che sanno come innescare, ecco, gli attaccanti e creare, soprattutto Viola è stato straordinario, ma Macumbu giocando davanti alla difesa, quindi aiuta la difesa e si propone. Direi un ottimo Cagliari, sono d'accordo, perché nella partita dell'esordio contro la Rometta, insomma, ecco,
si parlava appunto subito di Coppa UEFA, eccetera. Quello non era, il Cagliari non aveva un avversario in quella circostanza, però giocò un buon esordio, ai punti, come abbiamo detto allora, avrebbe meritato anche di battere la Roma. Oggi questo è un test importante, ecco, per i primi 45 minuti di gioco, bisogna anche resistere, perché ci vuole anche la condizione fisica per fare tutto questo pressing asfissiante che sta facendo a uomo. Questo è molto dispendioso, ma molto importante. È proprio la mossa che sta mettendo in grande difficoltà il Parma. Il Parma non riesce a costruire proprio perché c'è questa marcatura asfissiante, il raddoppio di marcature da parte del Cagliari. Direi ottimo, veramente un bellissimo primo tempo. Finalmente, insomma, ecco, respiriamo. Dopo 45 minuti di gioco possiamo veramente parlare di un primo tempo ad altissimo livello. Aggiungo un altro elemento importante, l'aspetto anagrafico, perché Nicola sta facendo giocare al momento ben 6 giocatori sotto i 24 anni, quindi se vogliamo considerare anche Makumbu che ne ha 26, comunque è una squadra al momento degli 11 giovane, mediamente molto giovane, questo anche nell'ottica dei 90 minuti, considerando che anche il Parma è una squadra molto giovane, può essere un elemento importante. Assolutamente, infatti, assolutamente. Era con il dispendio di energie che abbiamo profuso nei primi 45 minuti di gioco, per fortuna ci sono i 5 cambi, tu puoi modificare metà della formazione, però se siamo onesti, non abbiamo in panchina pari valori, ecco, da inserire nella ripresa. Vabbè, Gaetano. Non ho capito se ha dei problemi, se c'è qualche problema, ecco, voi se siete più informati di me. Allora, Pavoletti No, parlo di Gaetano, parlavo allora, Pavoletti è infortunato. Gaetano okay, non lo so, credo che sia scelta tecnica più che altro. Sì, scelta tecnica. Non sia pronto. Probabilmente ecco, non è arrivato in condizione fisica, condizioni fisiche ottimali. Comunque c'è da dire che sta facendo un bellissimo primo tempo, colui il quale che doveva essere venduto uno degli ultimi giorni di mercato, cioè sia Makumbu. Ragazzi, per fortuna, torniamo per fortuna è rimasto. Non è che non l'hanno venduto, per fortuna non lo hanno voluto, non hanno sborsato le cifre che chiedeva il Cagliari, per nostra fortuna. Perché l'impiego di Makumbu in qualche modo sconfessa quella che era diciamo così, il credo del mercato, cioè che Makumbu fosse un'alternativa ad Opò. E questa formazione di oggi con 2 mediani tutto corsa che però tengono basso il livello di collegamento tra la difesa e la tre quarti, significa che Makumbu e Adopò possono coesistere, e visto quello che stiamo facendo in questo primo tempo devono coesistere, perché sono 2 giocatori muscolari, 2 giocatori di corsa e anche di qualità. Abbiamo visto molte volte Makumbu impostare il gioco. Detto soprattutto questo, qualità Makumbu, assolutamente, che è quella che mancava. Meno in marcatura. Infatti diciamo che i 2 cursori, i 2 centrocampisti di rottura in questa fase lo sono proprio Adopo e Zortea, che si sta sacrificando, è una finta ala, ma di fatto sta giocando in copertura, giovane, a gamba, e quindi ecco, contiene e riparte, lasciando a Makumbu il compito della regia. Praticamente è un regista a tutto campo, protegge la difesa, ma soprattutto ecco, indirizza i palloni in verticale. Era un po' quello che gli rimproverava Ranieri, ma è stato proprio catechizzato da Ranieri soprattutto nell'ultima stagione, insomma. Però Bruno, perdonami Fabri, sì. Andiamo a leggere. Linda Mills dice 2 legni, un gol annullato e una rete, un grande Cagliari. Poi Marco dice che salutiamo, buonasera, ci sono ancora dei punti deboli, Zappa e Piccoli, vorrei vedere Palomino e Mutuanda al loro posto, ossia Kingston. E poi c'è l'ultimo appena arrivato che leggiamo,
dai, ci serve una vittoria. Vai Fabri. E poi No, non so se vuoi dicevo, un commentare altro uno di elemento questi. importante è anche sottolineare il fatto che l'allenatore Davide Nicola non è talebano, cioè nel senso che nonostante abbia fatto carte false per fare in modo che restasse al Cagliari un giocatore importante, abbiamo visto come Marin oggi sta in panchina, cioè vuol dire che è capace Stava di arrivando. rivedere anche le sue condizioni iniziali in funzione della squadra, perché ripeto, l'idea di far giocare dall'inizio Macumbu evidentemente a qualcuno devi rinunciare e questo vuol dire molto. Ecco perché abbiamo Palomino, Marin in panchina. Su Zappa e Piccoli, io non sono d'accordo, devo essere sincero. Io ho visto Zappa forse anche un po' più libero rispetto alle altre gare, perché ovviamente da centrale è un conto, da esterno destro può così diciamo estendere la sua falcata, ma poi mi faccio e vi faccio una domanda. Zappa ha sempre giocato titolare in questi ultimi anni con qualunque allenatore. Evidentemente c'è qualcosa, esattamente come la Deiola, c'è qualcosa che negli Esatto. equilibri della squadra colpisce o comunque è funzionale al progetto, ma non di un allenatore, di tutti gli allenatori. Cioè è successo con Ranieri, è successo con Liverani, adesso con Nicola, ma anche prima. Cioè, comunque stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni, non è che stiamo parlando di un quarantenne. Cioè, cerchiamo sempre di pesare le cose. Piccoli a 24 anni, per carità, anche lui è giovane. Io sto vedendo un giocatore che si sbatte in tutto il fronte d'attacco. D'altronde ha quasi realizzato il gol, ha preso un palo. L'azione di contropiede da cui poi è nato il gol di Zortea è merito suo. E poi aggiungiamoci un'altra cosa. Finalmente io ho visto, ed è quello che dicevo da qualche settimana, che l'area era occupata. In occasione del gol di Zortea erano in 5. Infine adesso era già molto se lo occupava un giocatore. Questo vuol dire molto. C'è già la polemica su Zappa, visto che non c'è De Jong, puntiamo su Zappa, questo ovviamente. E c'è scritto Allora, Marco Crasso e dice dai su Zappa da Serie B ha commesso un fallo inutile a 10 secondi dalla fine del primo tempo. Stiamo a guardare queste inerzie, ragazzi, su quello dopo che no, va dopo bene, è giusto. Fabrizio, però vabbè, Ognuno deve avere la libertà di commentare, di vedere le partite. giusto. Ci mancherebbe altro. Io sono dalla parte di Fabrizio, nel senso che Zappa, allora, notoriamente non è un grande difensore. Molto meglio sulla corsia di destra, come nel famoso tandem Zappa con l'uruguaiano, Nandez. ricordiamo Nandez, Nandez. ecco, con la sovrapposizione, lo scambio dei ruoli quando Zappa affonda sulla fascia destra è molto insidioso, è molto bravo a effettuare i cross dalla destra. Da centrale io onestamente non sono mai rimasto Tanto il impressionato Parma ha già fatto un favorevolmente. cambio, anzi forse due. Sicuramente è andato Koulibaly, che è terzino destro, ricorderete, anzi terzino Mi hai sinistro. anticipato Fabio. Ricorderete che fu protagonista nel primo tempo della playoff, semifinale playoff alla Unipol Domus. Adesso c'è pubblicità, non vedo, però un cambio l'ho già visto. No, Koulibaly confermo anch'io. Alex Tab che ci segue da YouTube del canale Effetto Serra, che salutiamo, dice io ho visto un dominato nel miglior Cagliari in trasferta degli ultimi 2 anni. E poi Marco continua a rispondere: è da anni che le squadre avversarie attaccano sulla parte di Zappe, abbiamo preso gol a raffica. Ma io sono disponibile a parlare male di Zappa purché si vinca, guardate, per me va bene uguale. Beh, in effetti devo dire, oggi sarebbe meglio effettivamente dare merito a tutta la squadra, perché non è che vincono due giocatori. Il Cagliari sta vincendo perché tutta la squadra ha funzionato, in difesa sono stati. Poi certo che mica puoi azzeccare tutto, ragazzi, ci sono anche gli avversari. Non è che uno gioca meglio di un altro. Cioè, è il collettivo. Oggi ha funzionato il collettivo perché la difesa è stata protetta, in mezzo davanti alla difesa c'era appunto uomo dei buoni piedi, davanti a lui Viola ha effettuato alcuni contropiedi molto interessanti, è uno che dai 25 metri può tirare e ci ha provato
anche oggi, perché è l'unico che prende coraggio per effettuare tiri da fuori area. Io sono veramente io avevo molta paura di questa trasferta, Allora, decisamente scusami molta, Bruno, molta allora entra paura. Koulibaly e Alvist e sono usciti Valeri, quindi terzino sinistro per terzino sinistro, ed è entrato, ho visto male, no, non riesco a capire chi sia entrato il secondo. Sicuramente è Ero entrato distratto Koulibaly. anch'io a leggere, Dovrebbe essere Alvist. sì, il commento di Marco che forse non ha capito la mia ironia sulla battuta di Deiola e Zappa Comunque il doppio quando cambio significa che ovviamente, perlomeno per quello che ho visto, non cambia il modulo di gioco Zappa, scusate, Pecchia, ma solamente gli interpreti. Va Quindi bene, riniziato il secondo tempo. Bruno, vuoi dare appuntamento fra un'ora circa, meno di un'ora, sì, con Rosso Blu 100? 22:30 con Gigi Piras, Valerio Vargiu, Alessio Ninu e Mario Friargiu, il delegato della Lega Calcio. Dai, speriamo veramente tra un'ora C'è la di novità che saremo commentare anche in diretta sul canale di YouTube di Bruno, quindi che poi dopo metteremo in sovraimpressione, così potrete seguire oltre sulle pagine Facebook anche sul canale YouTube. Grazie Fabrizio, Bene. grazie Bruno, Buon ci vediamo dopo divertimento. con Ciao Bruno. Fabri. Buon Ciao secondo Gianluca, tempo, ciao. forza Cagliari, speriamo Ciao. che vada bene questo secondo tempo. Speriamo bene, dai. Grazie a Dai. tutti, buon proseguimento di Ciao, serata. ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao.